Il tema specifico a cui in particolar modo sto lavorando all'interno di questa pubblicazione, che raccoglierà studi da diverse angolazioni sociologiche, storiche, antropologiche, giuridiche, per raccontare il futuro del Mediterraneo, è un tema che attiene ai nuovi mezzi di comunicazione per costruire l'integrazione attraverso la cultura mediterranea. Un tema che ho provato a sintetizzare in poche battute per quello spazio che ci è dato ovviamente dai tempi di questo breve intervento, e che mi fa piacere proprio trasmettervi attraverso la lettura, perché ho sempre considerato, già da quando ero uno studente, un segno di grande attenzione alla solennità delle occasioni delle conferenze più importanti e di grande attenzione e rispetto per gli importanti studi che fanno parte delle conferenze internazionali del livello di questa, quello di preparare e non improvvisare l'intervento che si vuole trasmettere, seppur sotto forma di una primissima embrionale riflessione che si presterà poi negli anni futuri ad uno sviluppo, ad un approfondimento, perché no, proprio magari in un contesto come questo. L'incedere travolgente della globalizzazione ha inevitabilmente trascurato l'inclusività di questo inarrestabile processo. La conseguenza è che oggi molti dei conflitti politici e sociali sono generati da conflitti di identità e di appartenenze. Un problema che sta assumendo un carattere emergenziale, soprattutto nel bacino del Mediterraneo, dove convivono popoli che faticano fortemente a leggere quella comune identità che la lezione della storia e degli storici del Mediterraneo, su tutti Fernand Braudel, ci ha insegnato risiedere nella unité plurielle. Ricercare questa sintesi unitaria e soprattutto trasmettere ai popoli del Mediterraneo quel senso di comune identità che poi genera l'ancor più importante senso di comune appartenenza, in realtà non è mai stata un'impresa facile.